Beh, il Giro d'Italia avvantaggia tutto il territorio, perché il Giro d'Italia è un grande evento promozionale. Poi nell'ambito dell'accoglienza si possono verificare delle situazioni che vanno chiarite. Il presidente di Federalberghi Gildo Trevisan prende atto del problema, ma non c'è dubbio che in questa straordinaria occasione qualcosa non è andato come doveva, tanto che dopo aver bloccato per settimane gli alberghi nessuna prenotazione è stata confermata nell'Alta Provincia. Diversamente da quanto successo in Valbelluna, Feltrino e persino a Vittorio Veneto, gli albergatori amareggiati si sono rivolti al Cadorino in regione e Matteo Toscani ha subito interpellato chi di dovere. Una prima risposta è arrivata a stretto giro di posta dal presidente di Dolomiti Turismo. Renzo Minella tranquillizza rassicurando che se quest'anno il Giro premia altri, il Cadore sarà meta preferita nell'edizione 2012. Si tratta insomma di avere pazienza. Certo, un po' di amarezza resta, assieme a molti dubbi. Se il Giro d'Italia è un evento organizzato con degli investimenti fatti dalla provincia di Belluno, si vuole solo capire se questo è dovuto a ragioni effettivamente logistiche oppure se alcune zone della provincia di Belluno hanno un po' prevalso, così come peso così di scelta, nell'indirizzare la carovana o parte della carovana in alcune destinazioni.